Diciamo che, come ha detto, lui quando si presentava, invece di dire tre, diceva indifferentemente, però invece diceva Mario, diceva Mare Verde. Perché credete, Mare Verde è un io avevo 20 anni, perché io sono del 41, no? Praticamente 61, tengo 20 anni. L'anno prima tenevo 19 anni e il bando del Festival di Napoli dice molto chiaro, non so se articolo 22, i cantanti, gli autori, gli editori devono essere maggiorenni. Io ero minorenne. Maggiorenni voglio ricordare. Come ho fatto questo Festival di Napoli nel 60? Perché l'Aturium, dove sarà via anche il maestro Alfieri, i cantanti Aurelio Figli, Natalino Ott, Flo Santos, Little Tori, tantissimi cantanti, Marino Marini. Fortunatamente per me, quell'anno, il generale Guidotti, che è il presidente di questo Festival di Napoli, volle che venisse Marino Marini con il suo gruppo, cioè con il suo complesso. All'epoca ci stava Marino Marini e Renate Corosone. Non c'è paragone perché Corosone era tutta un'altra pasta, però quello lì musicalmente era forte, stava sempre dietro. Sì. Era bravo, molto bravo. Chi è questo Marino Marini? Che ha fatto per esempio Ciccio Pescatore, che va a pescare, e Don Ciccio Pescatore, avete mai sentito questa canzone? È venuto a questo Festival di Napoli e ha portato Aurelio Fier, Flo Santos, Natalino, Nini Rosso con la tromba. Quando arrivò a questo ragazzo che era Mario Trevi, 19enne, allora hanno voluto avere tutto l'incartamento, hanno ritirato Capozzi, Agostino, Marta Mario Trevi, la canzone all'antica, nato a Meliti il 2/11/41, la chiamata del cartetto, questo non può partecipare. Noi avevamo già provato tutto quanto, eccetera, nessuno se n'era accorto. Il signor Mindanciano, proprietario dell'Aturium, intelligentemente, diceva bene. E allora vuol dire che io mi prendo tutta la mia troupe e me ne vado. Fammi vedere come lo fai il Festival di Napoli. Dice, ma questo è un rigatto. Sì. E poi mi la fortuna di partecipare a 19 anni al primo Festival di Napoli. Cacca c'è scritto Giuseppe Anepa. Ragazzi, un altro grande. Questo è un autentico capolavoro scritto da Giuseppe Marotta. Chi è Marotta? Marotta è quello là che ha scritto L'oro di Napoli, cioè famosissimo. E Salvatore Mazzocco. Viene presentato nel 1961 al Giugno della canzone napoletana. L'alta interprete, pensate da poco, era Bippa, anche tutte volte. E arrivò al secondo posto. Perché veniva al Festival di Sanremo e vinse il terzo premio con Il mare nel cassetto. Sì. Questa ragazza venne a Napoli, mi dovete credere, proprio da buon napoletano. C'era il suo amore che si chiamava Maurizio Corgnati, che aveva 30 anni più di lei. Attenzione, già all'epoca si usava questo fatto. E a un certo momento questa ragazza, non è che non aveva i soldi, attenzione, no? Però ai festival non era come adesso, che si presenta chi con jeans, che là che la camicia che esce con la canzone, che là che si mette la mangiarice con la cappuccia in capo e esce là fuori. Prima c'era il direttore di scena che diceva, ma che stai a fare? Tu esci con smoking che calzine bianche, buttate a questo fuori. I radini calzine di seta nera sotto smoking. Scusate, ma non mi tengo i soldi, e te fai pressare, perché qua non si scherza. E lei aveva un paio di scarpe bellissime, però erano colorate, erano nere con davanti un poco di rosso. E dicetto il direttore di scena, dicette no, non è possibile, devi comprare un paio di scarpe. Erano i 2 giorni, c'è sempre in prova generale la sera, alle 8:30 al Teatro Mediterraneo. Io e Samuele abbiamo girato tutte via Roma, abbiamo aspettato che avevo un magazzino alle 4, che la speranza che avesse un paio di scarpe, un numero suo, nera, eccetera. Fortunatamente così, e così ebbi il piacere di conoscere questa grande artista. Perché Lisbeth è stata una grande artista veramente, non da poco.
E abbiamo cantato insieme questo Mare Verde, che è stato un grande capolavoro. Grande successo. Ragazzi, io vi voglio far sentire una cosa molto particolare. Guardate la musica come si mantiene sotto e invece si sentono solo le parole. Guardate, la musica non esiste, è appena un tappeto. Guardate quanto è bello.